Mi viene alla memoria una cosa che ho vissuto da vicino quando ero nell'altra diocesi. C'era un matrimonio che aveva una figlia, 9 anni, con una malattia che i medici non sapevano cosa fosse. E alla fine, in ospedale, il medico disse alla mamma: signora, chiami il suo marito. Il marito era al lavoro, erano operai, lavoravano tutti i giorni. E disse al padre: la bambina non passa la notte, è un'infezione che non possiamo fare nulla. Quell'uomo forse non andava tutte le domeniche a messa, ma aveva una fede grande. Uscì piangendo, lasciò la moglie lì con la bambina nell'ospedale, prese il treno e fece i 70 chilometri di distanza verso la Basilica della Madonna de Luján, la patrona dell'Argentina. E lì era chiusa già la basilica, erano quasi le 10 di notte, di sera, e lui si aggrappò alle gratte della basilica e tutta la notte pregando la Madonna, combattendo per la salute della figlia. Questo non è una fantasia, l'ho visto io, l'ho vissuto io, combattendo quell'uomo lì. Alla fine, alle 6 del mattino, si aprì la chiesa e lui entrò a salutare la Madonna e tornò a casa. Tutta la notte in combatto. Quando arrivò, cerca la moglie, non la trova e pensava: se n'è andata, no, la Madonna non può farmi questo. Poi la trova sorridente: ma non so cosa è successo. I medici dicono che è cambiato così e che adesso è guarita. Quell'uomo, lottando con la preghiera, ha avuto la grazia della Madonna. La Madonna lo ha ascoltato. E questo l'ho visto io. La preghiera fa dei miracoli, perché la preghiera va proprio al centro della tenerezza di Dio, che ci vuole come Padre. E quando non ci fa la grazia, ce ne farà un'altra, che poi vedremo con la storia. Ma sempre il combattimento nella preghiera per chiedere la grazia. Sì, dalle volte noi chiediamo una grazia che abbiamo bisogno, ma la chiediamo così, senza voglia, senza combattere. E così non si chiedono le cose serie. La preghiera è un combattimento e il Signore sempre è con noi.